La registrazione di un CD musicale contenente diversi brani inediti e la realizzazione di un DVD con alcuni corti dedicati al romanzo Canne al vento del premio Nobel Grazia Deledda. E questo è il programma della sesta edizione della manifestazione Sos Arrastos de Gracia, nata nel 2008 su iniziativa dell'associazione Voces e Amentos de Garteddi, presieduta da Giovanni Vacca, e dell'omonimo coro polifonico maschile di ispirazione popolare in lingua sarda. L'obiettivo è quello di rendere stabile la promozione dei luoghi e dell'etnomusicalità sarda attraverso i personaggi del romanzo della scrittrice nuorese. Il progetto di questa edizione, Efix, il servo, luoghi e personaggi di Canne al vento, è dedicato a Efix, personaggio centrale della narrazione dell'Ediana, che con la sua vicenda personale e il suo percorso di espiazione che lo porta a vagare tra Galtellio, Rosei, Lula, Fonni, Dorgali, Mamoiada, Sarule e Nuore Bitti, collega tutti gli altri personaggi. Il progetto, partito nel dicembre 2019, è stato sospeso a causa del coronavirus, ma è stato riavviato in sicurezza, un'iniziativa che coinvolge, oltre al coro Voces e Amentos de Garteddi e il suo direttore, il maestro Pietro Marrone, diversi importanti esponenti della musica e della cultura sarda, guidati da zio Bernardo Zizi, uno dei più grandi interpreti della poesia estemporanea e della cultura in limba. Ideatori delle musiche e dell'armonizzazione per voci pari maschili dei nuovi brani sono i maestri Pietro Marrone, Emilio Capalbo, Giampaolo Selloni e Don Antonio Sanna, uno dei più grandi maestri della musica corale di ispirazione popolare in Sardegna, recentemente scomparso. Tra i brani dedicati alle vicende del servo ci sono Efix, Suval sul Secu Peditore, Lagrima, Si sposa mia, Adeus e Santa Maria e Turres. Le registrazioni dei brani sono iniziate alcuni giorni fa nella chiesa di San Pietro a Galtellì con la collaborazione della sassarese Rock House Blue Studio di Alberto R, mentre proseguono le riprese video di Luca Murro e Renzo Gualà. Il progetto si concluderà in primavera con la presentazione del lavoro video musicale. Da qualche giorno in rete il primo video Efix sul testo di zio Bernardo Zizi e musica del maestro Pietro Marrone.